9 pietre d'inciampo a Udine ricorderanno i poliziotti deportati uccisi nei lager nazisti. Il loro sacrificio sia un esempio ora che abbiamo vicino a noi il fantasma della guerra, ha detto il capo della polizia Giannini. 400 milioni di investimenti della Danieli faranno dell'ABS di Cargnacco la prima acciaieria green d'Europa. Il forno elettrico sarà alimentato con energia solare e altri 200 milioni per ampliare lo stabilimento in Croazia. 200 bambini piantano un tiglio nel cortile della scuola a Pordenone per festeggiare la giornata mondiale della terra. 30 anni fa lo stesso gesto per 2 querce che ora danno forza alla speranza. Dall'Agorà Transalpina sotto il cielo di Piazza Libertà torna la notte dei lettori con decine di eventi in 20 comuni dal 10 al 12 giugno. L'anteprima domani con una speranza, la libertà sia per tutti. Domani la CDA affronta in gara 1 della semifinale playoff la CBF Balducci in Macerata. Finora le marchigiane hanno sempre vinto, la sfida sarà una sorta di derby per la pordenonese Pizzolato. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Il sacrificio di chi ha dato la propria vita in nome dei valori nei quali credeva è un esempio da seguire, tanto più ora che abbiamo vicino a noi il fantasma della guerra. Lo ha detto il capo della polizia Giannini, intervenuto stamattina a Udine alla posa delle 9 pietre di inciampo alla memoria di altrettanti poliziotti udinesi deportati ed uccisi nei lager nazisti. Ritengo che questi eventi non siano un semplice ricordo per noi della polizia e delle forze dell'ordine. I nostri caduti sono la nostra carne viva. Lo ha affermato il capo della polizia Lamberto Giannini intervenendo a Udine in via Treppo alla posa delle 9 pietre d'inciampo in memoria dei poliziotti in servizio alla questura di Udine che persero la vita nei campi di concentramento nazisti. Le pietre sono state posizionate davanti all'ingresso dell'edificio che oggi ospita il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, ma che un tempo era sede della questura di Udine. Nell'estate del 44 ci fu un rastrellamento da parte delle SS. 10 agenti furono caricati su carri bestiame e deportati nei campi di concentramento. 9 di loro qui morirono. A questi agenti sono dedicate le pietre d'inciampo. La memoria è fondamentale perché ricordare questi caduti, ricordare chi si è sacrificato per noi è qualcosa di importantissimo, è un esempio che dobbiamo seguire e tanto più va seguito in momenti complicati come questo, dove siamo ancora alle prese con una terribile pandemia che ha imposto grandissimi sacrifici e dove abbiamo vicino il fantasma di una guerra terribile che sta anche portando qui tante persone che fuggono dalla guerra e che dobbiamo accogliere in nome di quei valori di solidarietà, fratellanza, per cui questi colleghi qualche anno fa hanno perso la propria vita. La memoria ci fa capire che bisogna sempre lottare, che quello che abbiamo, la democrazia, il poter esprimere il proprio parere, il poter esercitare i propri diritti, non è qualcosa di scontato, ma va guadagnato ogni giorno, va difeso ogni giorno e va fatto seguendo quelle che sono le nostre regole, le nostre leggi, la nostra Costituzione. Numerose le autorità che sono intervenute alla cerimonia che questa mattina Telefriuli ha trasmesso integralmente in diretta. Ha portato il suo saluto e il suo ricordo il questore di Udine, Manuela De Bernardin, poi naturalmente il sindaco Pietro Fontanini. Particolarmente intense e toccanti le testimonianze di alcuni dei familiari dei poliziotti deportati. La città di Udine sente molto questi fatti. Il ricordo è ancora vivo, io ringrazio soprattutto i familiari che sono venuti oggi qui a testimoniare la memoria dei loro parenti. Uomini comuni, poliziotti di provincia che non hanno scelto di diventare eroi, ma hanno tenuto fede senza tentennamenti al giuramento di fedeltà ai valori fondamentali di civiltà, umanità e giustizia. E anche mia nonna, infatti, come i poliziotti oggi ricordati e come migliaia di soldati italiani, ha vissuto l'esperienza della deportazione. Mi ha raccontato del lavoro coatto, della fame, del freddo, degli incessanti bombardamenti degli alleati sul campo.
Mio nonno, dopo circa 11 mesi di prigionia, è riuscito a tornare a casa, ma molti suoi compaesani non ce l'hanno fatta. Ho letto alcuni pezzi, insomma, delle lettere che il nonno ha scritto dal carcere, poi dal treno, dal carro bestiame dal quale ha gettato queste lettere che poi i partigiani hanno fatto avere a mia nonna, sua mamma. In qualche modo volevo fargli sapere oggi, in questa occasione, che loro adesso sono eterni, il loro sacrificio, il loro nome è nella pietra, è eterno e questo in qualche modo dà un parziale senso a questo loro sacrificio ed è importante che queste pietre siano un inciampo fisico, morale, un inciampo che ci aiuti a ricordare. Vi ricordo che la cerimonia integrale sarà riproposta da Telefriuli, sarà possibile seguirla domani, sabato alle 14:30 e poi lunedì 25 aprile alle 13 e alle 17:30. ABS, prima in Europa per l'acciaio green, via libera di investimenti nel sito di Cargnacco per 400 milioni. Il gruppo Danieli realizzerà in Friuli il primo forno elettrico a energia solare, altri 200 milioni per ampliare il sito in Croazia. Con un investimento da 400 milioni di euro, nell'arco di 2 anni l'ABS di Cargnacco diventerà la prima acciaieria europea green. Questo grazie alla realizzazione di un nuovo forno elettrico, l'innovativo Danieli Digimelter, completamente chiuso, automatico, guidato da intelligenza artificiale, sostanzialmente ad emissioni zero e il primo in Europa ad utilizzare energia solare per la fusione. Sui tetti dei capannoni saranno installati 160.000 metri quadri di pannelli. Il via libera all'investimento da 400 milioni è arrivato oggi dall'Executive Board di ABS. Non solo acciaio green, ma anche nuovi prodotti. Entro maggio 2022 è prevista l'entrata in produzione di una linea per la fabbricazione di sfere di alta qualità utilizzate per la macinazione di minerali, impianto che sarà il più innovativo e competitivo al mondo del suo genere. È stato inoltre dato il via libera allo studio di fattibilità per l'ampliamento della produzione del sito di Sisak in Croazia, con un nuovo impianto di laminazione per un investimento di 200 milioni. In questo modo, commenta il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, consolidiamo definitivamente la leadership di ABS, che arriverà a produrre 2,5 milioni di tonnellate all'anno d'acciaio di qualità in modalità green, confermandosi tra i fornitori leader di acciai speciali per l'industria meccanica e automobilistica in Europa. Questa soluzione, continua, è affascinante perché ci consente non solo di azzerare sostanzialmente le emissioni in atmosfera, ma anche di produrre a costi inferiori e quindi di essere competitivi, considerato l'aumento del prezzo dell'energia. Ci sono voluti 20 anni, 1.600 milioni di investimenti e anche un po' di follia per attuare la metamorfosi di ABS, conclude Benedetti. I nuovi investimenti genereranno nuovi impieghi per 125 tecnici ABS, ai quali si sommeranno circa 250 esterni. L'industria della nostra regione è più forte di quella italiana e anche di quella tedesca e francese, ma ora regna l'incertezza. L'industria del Friuli Venezia Giulia viaggia più velocemente rispetto al resto del paese e a sorpresa anche dei competitors tedeschi e francesi, un significativo cambio di passo rispetto al periodo 2001-2014 come emerge da un'analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine. Tra il 2015 e il 2019 la crescita media annua è stata del 3,3% rispetto all'1,9% dell'industria italiana e tedesca e all'1,5% di quella francese. A sorprendere ancora di più la performance nel periodo pandemico. L'industria regionale ha fatto segnare una variazione positiva dello 0,7%, mentre quella italiana è rimasta leggermente al di sotto dei livelli pre-crisi, meno 0,6%. Distanti l'industria tedesca, meno 5,6% e francese, meno 3,1%. Il risultato secondo Confindustria premia le riforme attuate nel paese tra il 2015 e il 2017, in primis Industria 4.0. Il 2022 resta invece un enigma a causa delle forti tensioni internazionali. La stima di crescita ipotizzata a inizio di poco inferiore al 4% è già limata di uno 0,7% a causa dell'inflazione, verrà ulteriormente rivista al ribasso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tra gli effetti più evidenti del conflitto l'impennata dei prezzi del gas, petrolio e soprattutto le difficoltà di reperimento delle materie prime. Ed ora parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 360 milioni che andranno direttamente alla Regione. Il punto oggi è a Trieste con i ministri Patuanelli, Gelmini e il presidente Fedriga.
Italia Domani è il tour itinerante organizzato con il governo che ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia per presentare il PNRR. Il tema che viene toccato è un tema reale e oggettivo e vale per tutte le missioni, le misure del piano. Il problema dei costi delle materie prime, delle difficoltà di approvvigionamento e quindi del tempo di attuazione del piano sono variabili che mutano come muta il contesto internazionale. Sul tema energetico bisogna affrontare la sfida più importante. Vogliamo rafforzare la produzione di energia da fonte rinnovabile nel nostro Paese attraverso una drastica opera di semplificazione delle autorizzazioni. Visti i tempi molto ristretti, le diplomazie sono al lavoro con Bruxelles. Penso che il governo andrà verso un adeguamento del PNRR rispetto alla nuova situazione internazionale venutasi a creare, non soltanto per l'approvvigionamento di materie prime, l'aumento di costi, ma credo anche per un adeguamento rispetto alle nuove esigenze che non c'è dubbio che la crisi della guerra in Ucraina ha sconvolto il mondo e ha sconvolto l'Europa e l'Occidente. La Regione intanto prosegue il suo lavoro con circa 40 bandi che arriveranno da qua a dicembre. Crescita sull'incremento dell'occupazione e l'apertura da parte del governo stesso ad un riconoscimento per la criticità legata al costo incrementato in maniera folle delle materie prime ci dà fiducia per poter costruire davvero una regione più forte. Sarà Patuanelli a sfidare Fedriga alle prossime regionali. L'attuale ministro all'agricoltura preferisce schivare la domanda, mentre il governatore continua a parlare di programmi. A dividerli a livello fisico solo Maria Stella Gelmini, ma che le prossime regionali possano vedere una sfida tra l'attuale ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli e il presidente uscente Massimiliano Fedriga è un'ipotesi non troppo remota. In politica un anno quanto manca al voto è un'era geologica, ma le manovre sono già iniziate con Fedriga che ha confermato la volontà di cercare il bis. Sarebbe il primo mai riuscito in Friuli Venezia Giulia dell'elezione diretta del presidente, senza però la volontà di parlare dei possibili contendenti. Sarebbe una sconfitta guardare a chi candidano contro di noi. Noi dobbiamo invece valorizzare e raccontare quello che abbiamo fatto e sono convinto che i cittadini possono apprezzarlo quotidianamente e vedere come è cambiato il Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni. Il PD potrebbe giocare la carta Franco Jacob, ma è convinzione che solamente con un forte asse, anche con il Movimento 5 Stelle, si possa arrivare a scalfire la leadership della Lega. Ed ecco che torna in auge il nome di Patuanelli, il quale però sorride e non si sbilancia. Io faccio il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali fino a, credo, a marzo del 2023. Salgono a 8 i pazienti gravi con Covid ricoverati nelle terapie intensive delle 3 aziende sanitarie della regione, 5 persone in più rispetto ad una settimana fa. Sale di una sola unità il numero delle ospedalizzazioni negli altri reparti, oggi 160, 1304 i nuovi contagi complessivi, 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, una 96enne di Gorizia deceduta in una residenza per anziani e una donna di 62 anni di Coseano aspirata in ospedale, poco più di 24.000 i corregionali in isolamento. E dovrebbe cadere il 1° maggio l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, ma il crescere dei contagi spinge alla prudenza. Siamo rigorosi su quelle che sono le indicazioni che la scienza ci dà, non è che ci mettiamo a fare delle discussioni di tipo politico attorno a questo. Se la scienza consiglia che le mascherine al chiuso è opportuno ancora portarle, noi dobbiamo adeguarci a quello che ci dice la scienza senza fare troppe discussioni. Il 1° maggio potrebbe decadere anche uno degli ultimi obblighi causa Covid, ovvero le mascherine al chiuso, ma alcuni scienziati al momento chiedono prudenza visto anche la crescita dei contagi. Sarà tema sul tavolo delle regioni. Ne discuteremo ovviamente in cabina di regia e prenderemo una decisione anche alla luce delle considerazioni che verranno fatte dal sistema sanitario e dagli esperti, però personalmente sono cauta. Resta quindi l'appello per la profilassi, in particolare ai soggetti fragili per cui sono aperte le prenotazioni per la 4ª dose, ma l'adesione è ancora bassa. Questa però sarà una partita nella quale noi dobbiamo continuare a lavorare spiegando alle persone, in particolare le persone che hanno superato una certa età e hanno delle fragilità, è opportuno, come lo facciamo per l'influenza, aderire alla campagna della 4ª dose. Per Sparcasse il successo dell'OPA è a un passo. Per Civibank le adesioni dei soci storici sono quasi nulle. Ancora sfida aperta sull'asse Bolzano-Cividale.
Ad oggi solo il 3% dei soci storici ha dato la sua adesione all'OPA, il restante 97% rimane freddo rispetto alle lusinghe del gruppo altoatesino, la cui partecipazione è numericamente sostenuta per lo più dalla quota propria di azioni, circa il 17%, e dalle preadesioni dei soci istituzionali, il 21%. Sono nette le parole della presidente di Civibank, Michela Del Piero, in risposta ai toni trionfalistici di Sparcasse, salita sopra il 41% del capitale sociale, ma ancora distante dal 45% che significherebbe il successo dell'OPA. Civibank gode di ottima salute e non corre il rischio di essere asfaltata da nessuno. Vendere oggi, conclude Del Piero, significa non far più parte dell'azionariato e del progetto Sparcasse, che da parte sua si troverebbe invece a incassare subito 180 milioni di euro, corrispondenti alla differenza tra il prezzo offerto e il valore contabile del patrimonio. Il tutto mentre per sabato 23 aprile, nell'ambito dell'OPA, Civibank ha previsto un'apertura straordinaria di 12 filiali, dalle 8:20 alle 13:20. Intanto, oggi l'Assemblea di Sparcasse ha approvato il bilancio 2021 che ha fatto segnare un utile netto di 72,6 milioni di euro e la distribuzione di un dividendo di 33,3 centesimi ad azione. L'Assemblea ha anche confermato al vertice della Banca Altoatesina il presidente Gerhard Brandstetter, il suo vice Carlo Costa e il direttore generale Nicola Calabrò. È iniziato oggi il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Per la prima udienza ospitata nell'aula bunker di Mestre è presente anche una delegazione di consumatori attivi che difende alcuni risparmiatori friulani. Entro fine giugno le udienze andranno a concludersi per poi giungere a sentenza. Grande, ha affermato la presidente di consumatori attivi, la determinazione da parte dei risparmiatori nel voler ottenere giustizia e vedere svelata definitivamente la verità sulla drammatica vicenda di risparmio tradito. Risorse dalla Regione per supportare la polizia locale, soprattutto per gli ucraini in fuga dall'invasione russa. Lo ha deciso oggi la Giunta. Ulteriori 500.000 euro per supportare i profughi ucraini che scappano dalla guerra e si fermano in Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale, su proposta di Alessia Rosolen, ha approvato lo stanziamento delle risorse che daranno un sostegno economico alle scuole per l'utilizzo di mediatori linguistici e per fornire supporto psicologico mediante specialisti del settore anche agli istituti che non beneficiano dei fondi previsti dal bando integrazione scolastica e che accolgono bambini e ragazzi provenienti dall'Ucraina. Su proposta invece dell'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti è stato approvato in via preliminare il finanziamento alle politiche di sicurezza integrata del 2022 con uno stanziamento di 6.305.000 euro, di cui 4 milioni per spese di investimento e il resto per le spese correnti. Tra gli investimenti sono previsti gli ammodernamenti delle centrali operative, la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. Il suo arresto nel 2016 da parte della Guardia di Finanza di Udine fu a dir poco clamoroso. Oggi si difende dalla Pilosio parcelle in nero, ma nessuna bustarella. Non erano bustarelle, ma consulenze di cui ha beneficiato la Pilosio. Non sono un corrotto. Si è difeso così Michele Candreva, ingegnere di 63 anni e funzionario del Ministero del Lavoro, chiamato a rispondere in tribunale a Udine dell'accusa di corruzione. Secondo il capo di imputazione, il professionista ha percepito alcune migliaia di euro per accelerare le autorizzazioni per la commercializzazione di alcuni ponteggi dell'azienda di Tavagnacco. Candreva era stato arrestato nel 2016 dalla Guardia di Finanza di Udine. In casa sua fu trovata un'agenda nella quale erano annotate somme di denaro milionarie percepite nell'arco di 17 anni. Le Fiamme Gialle gli sequestrarono beni per 2,4 milioni di euro. Quelle consulenze non dichiarate al fisco, ha ammesso rispondendo al PM Marco Panzeri, non potevo e non dovevo farle perché non autorizzate e di ciò mi pento, ma non ho preso tangenti. L'uomo ha affermato di essere stato nella sede della Pilosio, ma di aver avuto rapporti solo con un ingegnere e di aver preso soldi che credeva provenissero dalle tasche del professionista. Primo giorno di lavoro oggi per il nuovo questore di Trieste, Pietro Ostuni. Dialogo con i cittadini e massimo impegno per garantire i livelli di sicurezza a cui è abituata Trieste. Il nuovo questore del capoluogo giuliano, Pietro Ostuni, si è insediato ufficialmente oggi subentrando a Irene Tittoni. Originario di Altamura, classe del 60, ha ricoperto numerosi incarichi in polizia dove è entrato nel 1980. Se domani incontrerà i vertici del reparto della frontiera, impegnato in maniera pesante visti gli arrivi, l'obiettivo è di conoscere il territorio perché solamente grazie al dialogo con i cittadini si possono evitare infiltrazioni mafiose, oggi non presenti in città, in un territorio poi che ha dati sulla criminalità sotto la media nazionale. Resta poi il nodo dell'universo Novax che da ottobre si è concentrato proprio a Trieste. Io credo che il fenomeno sia in regressione, ma questa è una mia impressione e spero che lo sia per tutti, perché secondo me uno può anche manifestare per delle ragioni che a suo dire ritiene legittime, però bisogna rispettare i diritti degli altri.
Il comune di Fagagna nega lo spostamento dell'antenna, Telecom vince il ricorso al TAR. Motivo del contendere i ripetitori di via Comelli da trasferire sull'infrastruttura Vodafone di via Tonelli, ma l'operazione aveva avuto disco verde dell'ARPA e il TAR ha annullato il no del comune. Per festeggiare la giornata mondiale della terra che ricorre oggi, 200 bambini della primaria Gabelli a Pordenone hanno piantato un piccolo tiglio nel cortile. Circa 200 bambini della scuola primaria Gabelli di Pordenone hanno festeggiato la 52esima giornata mondiale della terra piantando nel cortile della scuola un tiglio che pian piano vedranno crescere. Un gesto che ha voluto replicare un'identica iniziativa svolta tra il 1991 e il 1992 quando alla Gabelli furono piantate 2 querce oggi grandi. Loro sono tanto sensibili al tema dell'ambiente e a scuola si lavora tanto per rendere queste sensibilità poi in azioni concrete, dalla raccolta differenziata dei rifiuti, al rispetto dell'ambiente. Un'iniziativa proposta dalla Pro Pordenone in collaborazione con il Corpo regionale della Forestale, l'assessorato all'ambiente del comune che ha pronte nuove iniziative. La mia idea è di trasformare i cortili scolastici che troppe volte assomigliano più a delle caserme che a dei veri giardini in giardino e oggi chiederò ai bambini di disegnare il giardino che vorrebbero e questo verrà tenuto conto nella progettazione. Sta per cominciare la stagione turistica alle grotte di Villanova e intanto l'Alta Valtorre si prepara ad ospitare il passaggio del Giro d'Italia. Siamo nell'Alta Valtorre e ci troviamo all'esterno delle grotte di Villanova, dove il gruppo degli esploratori sta ormai per dare il là alla stagione turistica del 2022, la prima di una cosiddetta normalità dopo i 2 anni di pandemia. Abbiamo una prima escursione speleo il 24 aprile alle 10 di mattina, è un'escursione comunque adatta a tutte le persone che sono in grado di passeggiare e permette di accedere a zone segrete della nostra grotta. Il 30 abbiamo la prima meditazione all'interno delle grotte, sarà una meditazione con il tamburo e verrà eseguita nella parte non turistica dove sarà possibile provare a sperimentare il suono e il buio assoluto. È una grotta di contatto, la grotta di Villanova, e tra le grotte di contatto è turisticamente parlando la più grande d'Europa. Un comune che si prepara quest'anno per la prima volta ad assistere al passaggio del Giro d'Italia. Noi abbiamo organizzato tutta una serie di manifestazioni ufficiali di contorno del Giro che inizierà con il 14 maggio, sabato 14 maggio, quando il Presidente della Regione, il dottor Massimiliano Fedriga, verrà a inaugurare il nuovo percorso delle grotte di Villanova. Il giorno 22 andremo a fare una mostra di tutti i prodotti locali, sia enogastronomici sia dell'artigianato locale. Zucchero, a 9 anni di distanza dall'ultimo live che tenne a Villa Manil nel 2013, tornerà ad esibirsi in regione. Salirà sul palco di Piazza Grande a Palmanova giovedì 7 luglio per una delle esclusive date del suo nuovo tour. L'evento, con il bluesman italiano, arricchirà ulteriormente la rassegna Estate di Stelle. Al centro della fortezza si esibiranno anche artisti del calibro de Il Volo, Ben Harper, Elisa, oltre al duo Venditti e De Gregori. Si è aperta in serata a Udine la 24esima edizione del Far East Film Festival. La manifestazione proseguirà in città fino al 30 aprile. In totale saranno proiettati 72 film scelti tra oltre 400 candidature. Il festival ospiterà il pubblico dal vivo per la prima volta dal 2019, anche se 28 titoli saranno disponibili anche online. Ed è lo scrittore irlandese naturalizzato statunitense Colum McCann il vincitore della 18esima edizione del premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito dall'Associazione Culturale Vicino Lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani. Lo ha annunciato oggi la presidente di giuria Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani. McCann riceverà il premio il 14 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La passione di Pasolini per il calcio è raccontata in una mostra allestita in Galleria Henri Bertoia a Pordenone con 130 foto storiche.
La solitudine dell'ala destra, questa mostra in Galleria Bertoia nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di Pasolini, nel ciclo Pasolini e il calcio, mostra curata da Piero Colussi, ecco, una mostra che raccoglie insomma tutta la passione che Pasolini aveva per il pallone. Sì, aveva una grandissima passione, coltivata fino dagli anni del liceo a Bologna nel 1939, per trasferirsi subito dopo a Casarsa durante gli anni della guerra con il Casarsa Football Club, con cui gioca alla sinistra però, e dove incontrerà un giocatore di grande levatura che è Manlito Bertolin, che giocherà in Serie B con il Messina. E poi via via i campetti di periferia delle borgate romane, fino agli anni 60, quando assieme a Ninetto Davoli, Franco Citti, ma anche a personaggi come Gianni Morandi, Little Tony e altri cantanti e attori di quegli anni, mette in piedi una nazionale che si chiama degli artisti e dei cantanti. Le foto arrivano da questi fotografi e da queste agenzie che hanno conservato queste foto. È stato un lavoro di ricerca pazzesco, sono 130 foto, è la più grande mostra mai allestita su questo tema. Dall'Agorà alla Transalpina, sotto il cielo di Piazza Libertà, è il titolo scelto per la 9ª edizione della Notte dei Lettori, in programma a Udine in altri 19 comuni dal 10 al 12 giugno. Parte il conto alla rovescia per la 9ª edizione della Notte dei Lettori, in programma a Udine dal 10 al 12 giugno. La manifestazione quest'anno si arricchisce da un'anteprima caratterizzata da diverse iniziative in preparazione dell'evento Clou, che avrà come titolo Dall'Agorà alla Transalpina, sotto il cielo di Piazza Libertà. Piazza Libertà è il cuore di Udine e della manifestazione della Notte dei Lettori, ma Piazza Libertà è anche il nome della piazza di Kharkiv, e il presidente dell'Ucraina ha detto che tutte le piazze dell'Ucraina dovrebbero simbolicamente cambiare nome e chiamarsi Piazza Libertà. Come mai avete pensato di organizzare un anticipo? Un'anteprima ricchissima che coinvolge 20 comuni, grande entusiasmo nel mettere a disposizione le sale delle biblioteche, i giardini, in alcuni casi anche ville private, per creare la bellezza di 42 eventi. È tutto per questa sera, tra pochissimo il notiziario sportivo, in primo piano il volley, subito dopo appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Telefriuli, arrivederci.